per un'altra partita importante, ma andiamo per quello che è la nostra appunto tematica, soprattutto calda nella sua prima mezz'ora con il calcio giovanile. A farla da padrone ho il piacere di reintrodurre Davide Cicero di Tornei Giovani Sicilia. Dopo una settimana di influenza, rieccoci. Davide, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a te. Tra l'altro ti vedo sorridente come non mai. Questo 18:45 come orario Champions ti porta bene ed è anche bello vederti dopo un successo. Alla fine è sempre un'italiana che porta a casa i punti e fa piacere per il ranking, per mantenere questo quinto posto, visto che noi della Juve quest'anno mi sa che dobbiamo ambire a quella posizione lì, quindi grazie per aver migliorato il nostro ranking. Spero che faccia altrettanto l'Inter tra pochi minuti. Esatto, bisogna essere comunque sportivi e soprattutto quantomeno fino agli ottavi di finale tifare le italiane, poi magari speriamo poi al di là del campanile che ognuno faccia la migliore strada possibile. Da interista sicuramente sarà contento, da 1 minuto e 38 è iniziata la sua partita, Francesco Caruso, tifoso nerazzurro ma soprattutto tecnico della Under 17 del Pedara e anche della prima squadra. Benvenuto a Fuorigioco, mister. Grazie, buonasera Francesco, buonasera a tutti gli ospiti, buonasera a Davide. Abbiamo il tecnico dell'Under 15 Elite della Fair Play Messina, in questo momento seconda in classifica nel girone B, mister Antonio Cucinotta. Buonasera mister. Ciao, buonasera a tutti, ciao Francesco. E abbiamo anche il tecnico, rimanendo sempre in tema di giovanissimi, del Real Catania, Damiano Cucè. Buonasera mister Damiano. Buonasera a tutti, ciao a tutti. E allora partiamo, come accade ogni martedì, da una clip emozionale che è stata appunto perfezionata dalla nostra regia. Vediamo un po' quello che è accaduto in pillole, in poco più di 1 minuto, nei campi giovanili della nostra Sicilia. Insomma, questo è stato sicuramente qualche bella immagine che ci riconcilia un po' col nostro calcio giocato, ma partiamo un po' da quelli che sono i contenuti di questa prima mezz'ora, partendo da ciò che è stato, soprattutto nel weekend. Motivi per essere felici, mister Cucinotta, perché la trasferta catanese in quel di Via Grande al Francesco Russo si è trasformata in una bella vittoria. Positiva per voi perché attualmente siete la prima inseguitrice di un Siracusa che finora non ha sbagliato un colpo. Sì, siamo contenti, soddisfatti di quanto fatto domenica a Via Grande. C'è da dare merito a questi ragazzi che veramente hanno fatto una partita ottica su un campo difficile e contro una squadra, diciamo, molto attrezzata, Ciccio, soprattutto in casa. E non sarà facile fare i punti in quel campo, ma i ragazzi dal primo all'ultimo veramente ci hanno messo sotto con grinta, determinazione. Tutto ciò che avevamo provato in settimana abbiamo avuto la fortuna e la bravura di farlo in campo. Siete la seconda forza di questo campionato, ma di un campionato che si scopre settimana dopo settimana avvincente. Ci sono 7 squadre quantomeno nella parte alta della classifica. Il campionato sappiamo che ne comprende 12. Diciamo che si sta sbilanciando sempre più la classifica con 5 squadre un po' più in difficoltà. Invece squadre che possono comunque ampiamente condividere o quantomeno auspicare alla zona playoff, almeno ne vediamo 7. Ecco, tu che idea ti sei fatto da allenatore e uomo di campo?
Sì, dici bene, sono 6-7 squadre formate sicuramente per stare nei piani alti. Io levando in questo momento il Siracusa più per risultati, per risultati importanti che fa ogni settimana, le altre siamo abbastanza equilibrate. Squadre costruite sicuramente per fare bene come noi, dove siamo sicuramente nei programmi iniziali della società, ma siamo sicuri che ci leveremo molte soddisfazioni durante l'anno. Per quanto riguarda i piani sotto, sì. Sì, no, completi il ragionamento prima di passare da Davide. Per quanto riguarda in questo momento i piani sotto, ci sono 3-4 società che stanno facendo un po' fatica e si stanno un po' allungando in classifica. Davide, la tua disamina, la tua fotografia su un campionato comunque sempre molto interessante. Vediamo appunto il Siracusa che di fatti non ha sbagliato un colpo, la fair play davanti alla Catane Soccer, però è un complesso in un campionato che comunque sta dicendo attualmente che sono tante le squadre che possono ambire quantomeno alla parte alta. Sì, Siracusa tra l'altro ha avuto un grande vantaggio, quello di poter unire le forze con il meglio dell'Accademia Siracusa e dell'RG, erano già autonomamente due gran gruppi molto competitivi, unendo le forze ovviamente si è andato ulteriormente a migliorare il coefficiente tecnico, hanno anche dalla propria il vantaggio di avere una squadra seria come il Siracusa alle proprie spalle, hanno il vantaggio di avere degli impianti sportivi ad uso esclusivo come il centro sportivo dell'RG con un campo 11 di dove poter giocare comodamente in casa tutte le partite, anche il De Simone spesso viene utilizzato per le partite più importanti, quindi sicuramente ormai il Siracusa / Accademia Siracusa è una grande realtà del calcio giovanile siciliano, lo scorso anno anche campioni di Sicilia con la categoria Under 15, sono riusciti ad arrivare a un passo dalla finalissima nazionale, quindi veramente complimenti. Ti devo dire che mi sta sorprendendo positivamente, anche se non dovrei essere sorpreso perché la conosciamo da tanti anni, la matricola del presidente Massimo Ruisi, che l'anno prossimo rischia di essere tra le uniche 3 società catanesi ad avere il doppio titolo elite sia under 17 che under 15, sarebbe diciamo un traguardo veramente importante per una società che ha sempre puntato sulla scuola calcio, ma che ha tanto ottenuto dal settore giovanile nella propria storia recente. Pedara che è in grande crescita, sicuramente l'investimento sugli impianti sportivi si fa sentire, perché avere uno degli impianti cittadini più belli che c'è in Sicilia, dove veramente vivi il paese, piedi dell'Etna, quando ti alleni, quando giochi le tue partite, fa sì che è diventato un polo attrattivo per tutto l'Interland Etneo, da Nicolosi a Trecastagni, passando per Tremestieri, Pedara stessa, e il primo posto nell'Under 17 e la zona ampiamente playoff con l'Under 15 ne sono il risultato. La fair play non la conosciamo oggi, la conosciamo da diverse stagioni. Quest'anno secondo me la novità più importante è quella di aver fatto una nuova matricola, la Next Gen, Noi abbiamo qualche problema col tuo microfono. Sì, Francesco dice, non so se mi sentite, se ha risolto Antonio dalla regia, ti dicevo che la Next Gen è secondo me la novità più importante di questa stagione, dove visto anche che il coefficiente tecnico del campionato della Riviera Ionica messinese non è sicuramente altissimo, c'è la grande possibilità di ottenere con la seconda matricola già al primo anno i titoli regionali sia con Under 17 che con Under 15. Ce lo auguriamo perché sappiamo che la società lavora sempre bene ed è fucina di giovani talenti. Ecco, uno sguardo anche al girone A del campionato Under 15 con l'Academy Palermo battuta a domicilio dal CUS, invece Calcio Sicilia che ha espugnato Agrigento, una vittoria che permette appunto ai palermitani di essere attualmente seconda forza del campionato occidentale. Damiano Cucè, state studiando come auspicava Davide Cicero, probabilmente per avere una doppia forza sul massimo campionato giovanile. Tu guidi i giovanissimi, invece il collega Giovanni Garofalo guida gli allievi che sono stabilmente ormai da anni una certezza nel girone orientale, nel campionato elite stanno facendo molto molto bene, tra l'altro hanno anche battuto a Mazzarrone, al Pietro Anastasi 3-1 la Dream Soccer, così come voi avete espugnato invece
il campo di Palazzolo per 2-1 e siete attualmente secondi, dietro soltanto all'Academy Caltagirone. Sì, quest'anno sta andando abbastanza bene. Diciamo che con l'Under 15 avevamo l'obiettivo innanzitutto di rimanere in questa categoria, che è stata una categoria ottenuta con grande sacrificio e negli anni, nel senso che è vero che l'abbiamo ottenuta l'anno scorso, però insomma era da tanti anni che ci si provava e si lavorava affinché questo obiettivo in qualche modo potesse, questa ambizione, questo sogno potesse realizzarsi. A maggio ci siamo riusciti con il gruppo del 2009, che attualmente fanno l'Under 16 e stanno svolgendo anche loro un buon campionato, un ottimo campionato, direi, sono in testa alla classifica insieme alla Team Sport, e noi quest'anno appunto ci eravamo ritrovati inizio anno intanto a ricostruire una squadra, perché diciamo fare un campionato regionale chiaramente richiede anche come dire, una rosa non solo ampia ma anche qualitativamente a livello, e devo dirti che le nostre aspettative sono state ampiamente superate, disputando partita dopo partita un ottimo campionato. Appunto, come dicevi tu, ci ritroviamo attualmente secondi in classifica, abbiamo alle spalle una sola sconfitta e poi tutte vittorie, quindi direi che si può essere assolutamente felici. Insomma, il tempo e soprattutto il lavoro, il percorso educativo su cui noi puntiamo come Real Catania darà i suoi frutti. Sicuramente un grande campionato, anche quello del mister Garofalo, ma dico una certezza per noi Real Catania, ma diciamo in tutto il territorio sicuramente. Diversi anni, come ricordavi tu, che le nostre posizioni in classifica con l'Under 17 sono sempre alte. Quest'anno, escluse le 2 settimane precedenti in cui appunto abbiamo registrato un calo, stiamo facendo un ottimo campionato. Questa domenica, come ricordavi, ci siamo ripresi, abbiamo vinto 3-1 fuori casa e quindi ci godiamo questo grande fine settimana, perché per noi è stato veramente positivo. Abbiamo visto poc'anzi, grazie alle immagini di Wii Sport, quello che è accaduto al Buono Aiuto Somma, una bella cornice di pubblico, 2 squadre che avevano già raccolto 3 vittorie nelle prime 3 partite e che a braccetto vanno verso la vetta della classifica. Ritornerò con una domanda apposita proprio su questo campionato, Damiano Cucè, perché mi intriga molto anche il campionato sperimentale, e poi dopo voglio stuzzicarti, però prima passiamo da Francesco Caruso, perché Pedara, ASD Pedara, società molto giovane, una società che comunque sta facendo molto molto bene, e ricordiamo soprattutto mister Caruso, che è una delle pochissime, Davide Cicero, ti invito a smentirmi o a consolidare questo concetto, Pedara che è una delle pochissime che ha una prima squadra, ha una squadra di futsal e poi ha tutta la scuola calcio e tutto il settore giovanile, quindi chapeau. Sì, ci hai presentato già tu. Come hai detto bene, siamo una società relativamente giovane, questo è il nostro 4º anno, quindi la nostra 4ª stagione. Abbiamo iniziato partendo davvero da zero, quindi abbiamo cercato innanzitutto di strutturare bene la società nei ruoli che andavano fatti, e poi ovviamente crediamo tantissimo nel lavoro. Sapevamo che avremmo dovuto aspettare, non sapevamo quando, però pare che finalmente stiamo iniziando, diciamo, a raccogliere i frutti degli investimenti fatti. Per investimenti non si intendono ovviamente solo quelli economici, come dicevi prima tu, nelle strutture importantissime, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo oggi, soprattutto qui nel Catanese, e anche perché, dico, anche a livello di spessore umano, le persone, lo staff, insomma, è sempre stato selezionato in un certo modo. E adesso, insomma, iniziamo un attimino a raccogliere un po' i frutti, che sembra una frase fatta, sembra una cosa banale, ma io posso dire che sto provando proprio con le mani quello che vuol dire davvero lavorare, tenere duro e poi piano piano, insomma, prendere le proprie soddisfazioni. Adesso Pedara è una macchina organizzativa, comincia a essere una macchina organizzativa seria, costruita per bene. Abbiamo detto poc'anzi appunto tutti i reparti, soprattutto del calcio a 5, a 11 e della scuola calcio, ma soprattutto l'orgoglio pedarese è il comunale di Vietennea, un campo che era diventato fatiscente, un campo che aveva perduto di fatti tutta la sua erba naturale, quindi volevo anche da parte tua, diciamo così, un commento su questa ripresa, perché credo che sia bellissimo, soprattutto per voi che siete del territorio, siete pedaresi, aver ripristinato quello che è il vostro stadio.
Sì, perché di questo si parla, perché comunque è uno stadio, cioè, nel vero senso della parola, parliamo di un campo che ha delle dimensioni che lo rendono omologabile fino alle categorie professioniste, quindi parliamo di una realtà importante che si era persa. Noi con tanto sforzo, impegno e grazie anche alla collaborazione ovviamente dell'amministrazione, siamo riusciti quantomeno a fare quei lavori innanzitutto che servivano per ottenere l'omologazione. Non abbiamo ancora completato tutto l'iter perché abbiamo ancora le tribune purtroppo che sono inagibili, ma anche lì abbiamo già iniziato dei lavori di ripristino e contiamo quanto prima di poter aprire anche lo stadio come giusto che sia ai nostri tifosi e tutti quelli che ci vogliono insomma sostenere. Penso a questo concetto di inagibilità praticamente perpetuo, un po' in tutti i campi della nostra Sicilia. Abbiamo l'amico e collega Giorgio Cantone che ci scrive, ci saluta, ricambiamo, il girone Under 17 Elite è molto interessante, New Eagles a 21 punti ma con una partita in più rispetto all'Accademia Siracusa che a quota 19, la squadra siracusana potrebbe avere la meglio alla lunga, è una domanda. Poi ovviamente ci sono anche GameSport Ragusa, Real Catania e Team Sport. Facciamo questa domanda propriamente agli addetti ai lavori. Antonio Cucinotta, cosa ne pensi? Soprattutto perché in questo girone ovviamente c'è la Fair Play Messina che attualmente ha 6 punti, ha vinto una partita importante in casa contro l'Airone Modica, qualche punto in meno rispetto a quanto probabilmente avevate messo nel ruolino di marcia. È un campionato in salita anche per voi, però cosa ne pensi soprattutto per i piani alti? Sì, per noi è un campionato in salita, però la squadra ti posso dire che è in salute. Mancavano i risultati perché è una squadra che si è sempre allenata bene dall'inizio, stanno fortunatamente arrivando e io sono sicuro che la squadra ne uscirà presto. Per quanto riguarda i piani alti, penso che anche su sarà un campionato equilibrato dove sia New Eagles che Siracusa fino alla fine si giocheranno la vittoria di questo campionato. Un pensiero anche da parte di Damiano Cucè, coinvolto nell'affetto e nell'amicizia che lega Giovanni Garofalo, ma evidentemente anche per il Real Catania che se la sta giocando. Sì, sicuramente è un campionato complesso. Io ho visto quasi tutte le partite, devo dire il livello abbastanza alto e dico anche ci sono sorprese, cioè nulla è scontato. Noi abbiamo perso in trasferta proprio con la Fair Play Messina, abbiamo pareggiato in casa col Siracusa, quindi diciamo che è un campionato molto simile a quello dei grandi, no? Cioè dove nulla è scontato, dove chi sta nei piani alti può perdere con chi sta nei piani bassi, per cui credo che venga premiato chiaramente la squadra poi anche più attrezzata, ma anche chi ha perseveranza lungo il percorso e chi insomma non si ferma ai primi arresti, alle prime decelerazioni. Francesco Caroso, una tua idea su questo campionato che ovviamente stai studiando anche da collega, magari chissà che il Pedara possa raggiungerlo anche in tempi più o meno brevi. Vabbè, questo è quello che ci auguriamo. I tempi saranno maturi nel momento opportuno, come dicevo, quindi vedremo. Di volta in volta cerchiamo di gestire al meglio quello che sono le situazioni. Per quanto riguarda il campionato, io conosco benissimo, tra l'altro ne approfitto per salutare, una grande stima anche visto che avete nominato Giovanni Garofalo, e quindi mi piace anche seguire questo campionato, cerco di seguirlo quando posso, vedere qualcosa, e ha detto bene, sono con mister Cucinotta, condivido e anche con mister Damiano Cucè il pensiero che è un campionato comunque equilibrato dove ancora non si è ancora delineato veramente chi sarà, diciamo, la regina o chi potrebbero essere quelli a contenderselo, e questo lo rende avvincente, è bello, stimolante, quindi io non mi resta che fare davvero un grande in bocca al lupo ai mister e che se la godino tutta, perché quando è così è anche bello, è bello per tutti, per l'ambiente, più competitività c'è e più è interessante, quindi questo è quello che è il mio pensiero in merito. Guardiamo invece a quello che possono essere soprattutto i campionati di formazione, campionati che non dovrebbero passare in secondo piano, per quanto vengono considerati spesso campionati regionali, ma sono purtroppo provinciali nella loro espressione territoriale, non certo ideologica. Ecco, Davide Cicero, un pensiero, perché credo che la LND abbia probabilmente, come il passo della formica, già conseguito un piccolo step rispetto al passato storico,
quantomeno in Sicilia, vinta una battaglia che fuori gioco ha diciamo così combattuto in senso spirituale, ovvero quello del campionato elite, a cui ovviamente poi facevano seguito i campionati regionali e provinciali. Un passaggio secondo me interessante sarebbe quello della costruzione di un campionato under 14 e under 16 totalmente indipendente, che possa dare veramente il rilievo a quello che è il percorso formativo, ma anche a quello che possa essere soprattutto poi lo sviluppo di una meritocrazia da poter poi così diciamo così, andare poi di grado in grado, a sua volta poi anche da quelle che possono essere le varie promozioni e retrocessioni. Un pensiero da parte di tutti voi, perché ad oggi sappiamo benissimo che sono campionati di formazione, moltissime squadre, quasi 2/3 di fatti giocano senza fare classifica. Davide Cicero. Francesco, il calcio sembra uno sport invariato negli anni, nei decenni, in realtà è sempre in costante evoluzione, dalla Serie A, dalla Champions ai più piccoli. L'abbiamo visto con l'introduzione del VAR, l'abbiamo visto con questa creazione quasi di una sorta di Superlega in Champions League e in generale nelle coppe europee. Come sai, organizzo tornei da 10 anni, le cose sono cambiate tantissimo in questi 10 anni anche nel mondo del settore giovanile. Originariamente si ragionava per biennio, parlo del 2014, 2015, 2016, non un secolo fa, 10 anni fa, anche meno, si ragionava per biennio, gli esordienti o si giocava a 11 o a 7, non esisteva il calcio a 9, sono cambiate tante cose. È cambiato anche e soprattutto il fatto che ormai si ragiona per annata. Quindi questa conseguenzialità dall'Under 14 all'Under 17 penso che debba essere mantenuta e bisogna creare l'Under 16 e l'Under 14 una scaletta di livello e di competitività come è stata fatta benissimo nell'Under 17 e nell'Under 15 negli ultimi anni dal comitato regionale. Ricordiamo che è facoltà di ogni comitato regionale organizzare i campionati giovanili e i campionati dilettantistici come meglio si crede, non c'è un obbligo di inserire l'elite su base nazionale, ci sono regioni che non hanno l'elite, regioni che ce l'hanno annata per annata. Secondo me una regione da 5 milioni di abitanti come la Sicilia è molto variegata geograficamente, ha la necessità di farlo e darebbe un maggiore senso alla crescita di un giovane calciatore anno dopo anno, perché rischi di avere, tu prendi esempio quest'anno, un 2010 che l'anno scorso ha fatto un campionato under 14 magari fuori classifica perché la propria società ha un campionato elite con l'Under 15, quest'anno fa un campionato Under 15 e poi l'anno prossimo farà un passo indietro perché ritorni a fare il provinciale, ritorni a giocare fuori classifiche, ritorni a giocare con squadre sicuramente meno attrezzate. Addirittura sono stati creati dei mini campionati, dei gironi interamente composti da squadre fuori classifica, che per certi aspetti è stata una cosa buonissima a mio avviso, è stato un grande passo avanti, perché società, prendi caso il Pedara, che compete in un campionato provinciale e vuole giocarsi l'accesso al campionato regionale, è giusto che debba avere un girone dove gioca contro squadre che se la giocano alla pari sua, non che ci sia un girone con 8 squadre fuori classifica, un girone con 2 squadre fuori classifica e situazioni similari. Però bisogna dare anche l'opportunità a società, prendi caso la Fair Play, dico la Fair Play perché è ospite nostra, che ha un vivaio di quasi 700 bambini, di poter avere una propria crescita dei propri atleti graduale, non di interromperla anno dopo anno e di fare passi indietro, soprattutto in una categoria sensibile come l'Under 16 o l'Under 14. Tra l'altro anche perché poi si va a cascata con una regressione, a mio avviso, anche delle prime squadre che poi spesso e volentieri non hanno quegli juniores di qualità. Si parla spesso di crociate contro i giovani. Francesco Caruso, tu sei anche un allenatore di prima squadra ed evidentemente poi devi anche andare a pescare probabilmente nei giovani, questi famosi giovani che poi hanno poche opportunità da una parte, ma evidentemente hanno anche poche partite importanti. Un tuo pensiero su questo concetto molto importante? Ma io mi sento innanzitutto di condividere quello che ha detto Davide, nel senso che il fatto che abbiano creato un girone dove comunque vanno a partecipare solo società che non fanno classifica e giustamente per le squadre, come hai detto tu, per le società come il Pedara, che partono da provinciale per cercare di piano piano, no, guadagnare la categoria, quantomeno quella regionale, è giusto.
è giusto perché per esperienza mi sono trovato in situazioni in cui questa situazione andava a destabilizzare un attimino quelli che erano gli equilibri, anche perché c'è stato un anno in cui facevano punteggi, un anno poi dove magari non lo facevano, non era chiara la cosa delle due liste, perché poi io penso che si potrebbero inserire anche in un girone come quello dove ci troviamo adesso noi con la D17, però va regolarizzato nel modo giusto, perché se noi permettiamo a una squadra di non fare classifica o di fare classifica, però gli si impone di fare due liste, lista A e lista B, e allora lì funziona, perché ci saranno quelli, magari si suppone, no? Che quelli della lista A siano quelli magari un po' più avanti o comunque vengono selezionati per fare magari il campionato regionale o elite. La lista B va da sé che siano quelli magari un po' più indietro, perché hanno bisogno magari di crescere, fare esperienza, quindi è giusto, come diceva Davide, che possano farlo e debbano farlo, perché devono giocare questi ragazzi, devono confrontarsi e devono confrontarsi in situazioni quanto più stimolanti. E quindi è giusto anche mettere in palio, creare quella pressione del punteggio, no? Però se poi succede che quelli della lista A giocano nella lista B, capite bene che poi le cose non funzionano. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani più in generale, ma questo è un discorso che posso dire va a livello nazionale, ovviamente non riguarda solo nella provincia né nella regione. Sappiamo benissimo che c'è un calo di tasso tecnico proprio generale, e forse sì, è dovuto anche a delle regole che non stanno dando evidentemente la possibilità, e vedo troppi ragazzi. Io quest'anno noi abbiamo sempre puntato sui giovani, volutamente la società cerca di creare, stiamo cercando di creare col calcio a 5 e con la prima squadra, diciamo un modo per dare possibilità appunto ai ragazzi che crescono con noi di avere quantomeno una vetrina, che sia il calcio a 5 in C1, che sia al momento la seconda, speriamo di riuscire ad ottenere anche categorie superiori, e farlo in ogni caso solo con ragazzi. Bene, io ti devo dire che quest'anno ho avuto la fortuna a inizio stagione di poter selezionare tra più di 50 atleti, per lo più tutti nati tra il 2000 e il 2007. Mi sono trovato a parlare con molti di questi, che molti hanno avuto dei drop out, insomma delle situazioni in cui si sono come disinnamorati e quindi del calcio, sì. E mi trovo con ragazzi che hanno un potenziale magari superiore a quello che può essere il contesto di una seconda categoria, che però hanno perso quella passione, insomma quegli stimoli per svariati motivi, fra cui quelli di cui avete appena parlato. Antonio Cucinotta, tra le società senz'altro più importanti c'è la Fairplay Messina, che al pari di tantissime altre squadre potrebbero anche, non dico alzare la voce, ma avere delle rimostranze proprio sul valore della partita in sé. Ecco, una partita oggi come oggi della Fairplay Messina Under 16 non è la stessa probabilmente, o sono troppo estremista io sul concetto, diciamo, di valore e di attribuzione della partita. No, Davide, avete parlato tutti, avete detto tutti delle cose giuste. Sono dell'idea che i ragazzi debbano essere messi in condizioni di svolgere le proprie annate singolarmente, dove sicuramente avranno i mezzi per lavorare bene, avranno le loro partite per confrontarsi con ragazzi della loro età, e secondo me si divertirebbero anche di più. Non è per tutti e non è facile per tutti giocare anche un anno sotto età. Quindi, come diceva Davide, il calcio cambia, il calcio si sta evolvendo, ma che ben vengano anche queste riforme dove i ragazzi veramente con le proprie annate e con le proprie categorie sicuramente si divertirebbero molto molto di più. Esatto. La partita Damiano Cucè mi ha dato lo spunto, soprattutto quel 2-2 appunto di Sabato di Mascalucia, due squadre che fondamentalmente non facevano classifica, però si sono diciamo così battagliate in campo, e la cosa bella è che al termine di tutto comunque è stata anche una gran bagarre, ecco. Poi alla fine 2-2, un punto a testa o 0 a testa, ma comunque si sono divertiti. Sì, diciamo che la partita di cui tu fai riferimento è un po' l'emblema del discorso che stiamo facendo, cioè noi abbiamo squadre di qualità che fanno un campionato che però non fa classifica,
e questo vedete che a inizio anno non è facile da gestire con i ragazzi, perché poi devi essere anche tu società, tu mister, staff eccetera, come dire, a costruire il motivo, perché noi lo capiamo qual è il motivo, no, del percorso, e quindi l'anno di sperimentazione, di preparazione in vista di un Under 17 Elite o un Under 17 regionale, quel che sia. Spesso non è facile farlo cogliere ai ragazzi. Poi devo dirti, in questo noi siamo stati premiati, perché comunque il gruppo era abbastanza solido, veniva dalla vittoria dell'Under 15 provinciale, e quindi non abbiamo perso dei pezzi strada facendo. Però mi rendo conto che non è per tutti semplice, per cui io dico sì, lavoriamo ad annate, facciamo in modo che però queste singole annate, quindi questi singoli campionati, tra cui appunto Under 14 e Under 16 nello specifico, possono essere dei campionati dove si può fare classifica. Io dico sempre questo: il fatto che è una squadra che potenzialmente può vincere un Under 16 regionale e quindi può essere promossa, perché deve vincolare invece anche la possibilità che un determinato girone o anche delle fasi finali, cioè possa diventare anche il Real Catania campione regionale Under 16? Cioè questo non è un motivo per cui togli invece la possibilità a chi magari arriva seconda, però appunto non avendo un Under 17 Elite o regionale può salire. Non so se è chiaro questo concetto, cioè dare la possibilità, l'attribuzione dare la ovviamente possibilità a chi non ha l'Under 17 regionale, Under 17 Elite di poter salire, in base chiaramente al tipo di percorso che fai, ma questo non deve togliere la possibilità a dei ragazzi, appunto quest'anno di 2009, di poter vincere un titolo regionale Under 16, di poter vincere per il 2011 un titolo regionale Under 14. Questo è chiaramente il mio personalissimo punto di vista. Sta di fatto, la base chiaramente è che i percorsi educativi devono avere una loro linearità, per cui se tu passi da un Under 15 Elite, ad esempio, e poi ti ritrovi a fare un Under 16, magari in un girone in cui trovi squadre che l'anno precedente, quindi con la stessa annata, facevano un Under 15 provinciale, parliamo di due gruppi che l'anno precedente facevano due campionati totalmente diversi, che si ritrovano nello stesso campionato un anno dopo, quindi chiaramente ci sono delle contraddizioni in questo. Io sono sempre del parere che bisognerebbe dare la possibilità a questi ragazzi di poter competere per vincere un titolo regionale, e allora lì secondo me si inizia a alzare il livello, la motivazione, allora i percorsi diventano percorsi che si stoppano ad aprile, no? Perché poi succede questo, finisce il campionato ad aprile e poi non succede più nulla, ma si dà la possibilità di fare percorsi più lunghi, più impegnativi, più competitivi, che possono portare davvero alla realizzazione di questa famosa crescita del giovane calciatore. È chiaro che anche questo poi va da la possibilità di fare poi discorsi su discorsi. Per esempio Davide Cicero, quello che è una società che raggiunge la promozione, un salto di categoria, poi ovviamente non sarà il salto di categoria dell'annata specifica, ma della società nel campionato, ovvero la partecipazione a quel titolo specifico. Ovviamente poi questo deve essere acquisito con una mentalità a 360 gradi, perché bisogna sì conquistare i titoli, ma bisognerebbe ancora prima formare giocatori dai primi calci di fatti fino agli allievi elite, per poter avere poi quanto più una crescita globale. Sì, ma ti dico di più, secondo me prima di tutto servirebbe appunto questa introduzione della scaletta elite regionale provinciale, o almeno regionale provinciale per l'Under 16 e l'Under 14. Poi un altro passaggio a mio avviso interessante, importante, e che potrebbe dare anche una certa serenità a tante squadre, a tante società, è quella di mantenere un titolo per annata. Cioè, se la Fair Play Messina conquisti il titolo Under 14 quest'anno con i 2011 Elite, se lo porta avanti il gruppo 2011, e così puoi costruire sul gruppo 2011 una progressione che ti mantiene il titolo Elite non alla categoria Under 14 e quindi l'anno prossimo per il 2012, bensì è quel gruppo di 2011 che se lo porta avanti in tutto il proprio percorso di crescita nel settore giovanile, evitando così quello a cui assistiamo tutte le estati, cioè cambi di allenatori, cambi di giocatori in massa, in gruppo, che migrano da una società all'altra alla ricerca del titolo elite, del titolo regionale, scappando da quello provinciale. E anche questa, penso, ragionandoci su e studiandola bene, potrebbe essere una innovazione a medio termine che potrebbe portare dei benefici un po' per tutte quante le scuole calcio.
Tra l'altro devo fare i complimenti a Francesco Caruso, perché prima, mentre parlava, ha segnato l'Inter, è stato impassibile. Non si può, complimenti, perché veramente perché la sto registrando. complimenti. Siamo ormai di chiusura di questa prima parte, non prima però di aver letto la domanda di Vincenzo Niutta, che chiede ad Antonio Cucinotta che cosa ne pensa di Kevin Galipò, se non vado errato con l'accento corretto, se è un buon prospetto. Sì, stanno giocando i ragazzi dell'Under 17, Francesco, si stanno prendendo in giro. Comunque l'Under 17 io ho un feeling particolare, sono ragazzi che ho avuto 4 anni, ancora oggi è sempre un piacere vederli in campo, vederli allenare, e come dicevo prima sono sicuro che arriveranno presto i risultati, perché è un gruppo davvero importante, un gruppo formato da ragazzi splendidi, e sono veramente sicuro che si divertiranno quest'anno. Benissimo, io ti ringrazio mister Cucinotta, un appuntamento alla prossima e complimenti per il percorso che state facendo. Grazie a voi, una buona serata a tutti. Complimenti che condividiamo anche con Damiano Cucè, tecnico degli Under 15 regionali della Real Catania. In bocca al lupo Damiano per una stagione sicuramente ai vertici. Grazie Francesco, ciao Davide, ciao a tutti. Grazie al mister, e chiudiamo con Francesco Caruso, che possa essere la stagione della crescita senz'altro per questo Pedara, che sta facendo comunque tanto per diciamo non solo salire di livello, ma proprio portare entusiasmo soprattutto a Pedara, con un movimento calcistico che mancava peraltro da tanto tempo. Ce lo auguriamo, Francesco, grazie, è stato un piacere. Ciao Davide, buona serata ragazzi e auguroni per tutto. Perfetto, grazie mister Caruso. Davide Cicero rimane ancora con noi per un po', vediamo di coinvolgerti anche sulle tematiche dei più grandi, ma abbiamo anche il piacere di avere Sponda Giarre Calcio, l'attaccante che attualmente sta realizzando gol fondamentali per la crescita del Giarre, Fabio Mongelli. Ciao Fabio. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. E allora abbiamo appunto tra pochissimi istanti anche il tecnico della Palazzolo Calcio, Giuseppe Matarazzo, e abbiamo la promessa anche di avere il bomber del Siracusa Calcio, Domenico Maggio, che ci auguriamo possa riuscire ad ottimizzare il collegamento anche per la parte finale. Lui era in viaggio praticamente dalla Campania, è ritornato a Siracusa. Ringraziamo anche l'addetto stampa Massimo Leotta anche per avere strappato appunto questa disponibilità. Partiamo proprio dal campionato di promozione, se sei d'accordo Antonio Caroè, dalla regia, perché comunque è un campionato davvero interessante, e guai a dire che il Camarat l'abbia già vinto, perché alla fine non ci sono certezze, ma soprattutto c'è un Giarre Calcio che vuole dire la sua e che è in testa alla classifica proprio assieme alla squadra di Cammarata. Fabio, avete vinto a Nicosia 2-1, 3 punti importanti che vi permettono adesso di stare lassù a 23 punti. Sì, diciamo che adesso abbiamo agganciato il Camarat che era sopra di noi, siamo in testa insieme a loro a pari punti, e sicuramente sarà dura da qui alla fine dell'anno, però sarà comunque una corsa secondo me a più squadre, dove potrebbe inserirsi anche l'Aragona, ma anche il Nicosia stesso, se riesce a riprendere terreno, perché comunque questo girone è un girone composto da tante squadre che possono, diciamo, ambire alla vittoria finale. È un girone dove voi però da qualche settimana a questa parte state marciando, state andando a velocità anche abbastanza sostenuta, Fabio, perché avete raccolto già 8 risultati utili consecutivi, siete rimasti soltanto a quella sconfitta, l'unica in campionato, tra l'altro rimediata proprio a Cammarata, un percorso comunque molto positivo, fatto di 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, e non credo sia un campionato semplice, anzi tutt'altro, perché comunque la promozione ormai si è elevata molto di livello, con tanti vecchi marpioni, mi passi il termine, tra virgolette, che vanno a svernare in un campionato comunque difficile qual è la promozione. Sì, sicuramente noi veniamo da un periodo molto difficile dove abbiamo raccolto tantissimi punti, specialmente dovuto al fatto che abbiamo giocato tantissime partite lontano dal nostro stadio, abbiamo giocato le ultime 4 partite tutte fuori casa, abbiamo raccolto
quasi il bottino pieno, abbiamo pareggiato solo con il Santa Domenica di Vittoria, tra l'altro prendendo un gol negli ultimi minuti finali, proprio nei minuti di recupero. Però nonostante questo devo dire che il girone è molto difficile. Noi abbiamo trovato, diciamo, una quadra e abbiamo trovato, diciamo, una continuità di risultati non indifferente che ci ha permesso proprio di agganciare il Camarat, che stava camminando, diciamo, abbastanza forte. Però ripeto, questo è un girone dove si può vincere e si può perdere ogni domenica contro qualsiasi squadra, e lo dimostrano i risultati, perché anche il Camarat stesso ha perso dei punti con qualche squadra, diciamo, che sta un po' più giù in classifica. Vedi domenica stesso nel pareggio nel derby con il Gemini. Come dicevo, appunto, può capitare, Cilinsiria è sempre dietro l'angolo ogni domenica. Fabio, autore di 2 gol anche in questa partita, la vena ritrovata è quella delle ultime annate, cioè una vena da protagonista, una vena da attaccante che sa fare il suo. Ti conosco da tanto tempo, tra l'altro poi in estate ti diverti anche col beach soccer, non ne lasci una. O meglio, sicuramente sai essere competitivo anche su un altro tipo di gioco. Come ti stai trovando a Giarre, una piazza che emotivamente, sentimentalmente sa far sentire importanti anche i ragazzi che giocano a calcio? Sì, diciamo che Giarre è una piazza, diciamo, importante rispetto a quelle che si trovano quotidianamente comunque nei gironi di promozione. Credo che sia una piazza che meriti altri palcoscenici, quindi noi quello che sappiamo è quello di indossare appunto una maglia importante in una piazza importante, dove i tifosi ci chiedono comunque abnegazione e sacrificio domenica dopo domenica, ed è giusto che sia così, perché comunque si indossa una maglia importante, una maglia storica, e questo è anche il bello, no, di giocare nelle categorie dilettanti, andare a indossare queste maglie sperando di poter, diciamo, dare poi quelli che sono i palcoscenici che meritano nel tempo, e speriamo che piano piano il Giarre possa iniziare a risalire le categorie quanto prima possibile, per ritornare dove magari merita una piazza come questa, ma ce ne sono tante sia nel nostro girone che negli altri gironi di promozione, ma anche in eccellenza, e sappiamo quanto possa essere importante per le squadre siciliane, diciamo, risalire le categorie. Davide, una tua fotografia su questo girone C di promozione con Camarat in testa, Giarre quota 23 punti, c'è anche l'Aragona, la Nicosia, la Polisportiva Nicosia, che tra l'altro è salita anche di categoria, Santa Domenica Vittoria, il Belpasso che sta attualmente arrancando, adesso ci sarà propriamente Belpasso Camarat e potrebbe essere anche un altro snodo importante, mentre il Giarre riceve il Villarosa San Sebastiano. Guarda Francesco, secondo me tra i 4 gironi di promozione questo è più un girone che assomiglia all'eccellenza, per 2 motivi principalmente. Il primo, a livello geografico, ci sono 3 ore, anche 3 ore e mezzo di strada da Santa Domenica di Vittoria a San Giovanni Gemini, tutto raggruppato in un unico girone che passa per piazze importanti come Giarre, come lo stesso Cammarata, come Belpasso, come Nicosia, il Casteltermini. Sono tante piazze che hanno fatto nel recente passato, anche tanti importanti campionati di eccellenza, e quindi sicuramente non è nemmeno semplice a livello logistico andare ad affrontare trasferte così lunghe in questo girone C, mentre ad esempio la Messana, che sta disputando un gran campionato nel girone B, ha tutte le trasferte a portata di mano, a un'ora di strada. La stessa cosa il Bagheria nel girone A, a parte qualche trasferta nel Trapanese come quella di Fulgatore, quella di Mazzara, ha tutte le trasferte a un'ora di strada. Questo è un gran bel girone, secondo me fino alla fine Giarre e Camarat se la giocheranno, con anche, come ben diceva il rappresentante del Giarre, secondo me anche l'Aragona ha sicuramente tutte le carte in regola per giocarsela, per rientrare in questa pool di squadre pretendenti alla vittoria finale. Nicosia già un po' più attardato, se non sbaglio ha anche giocato una partita in più rispetto alle 3 di testa. Ricordiamo che questo è un girone da 13 squadre, quindi dove c'è una squadra che domenica dopo domenica va a riposare, anche questo, il momento in cui si riposa è il periodo del girone d'andata e di ritorno dove si riposa, può anche leggermente influire, perché alla fine la classifica sì, la guardi poco perché pensi a giocare domenica dopo domenica, però mentalmente fa anche tanto. Quindi se già sai, in caso del Nicosia o del Santa Maria di Vittoria, di avere già una partita in più
e un ritardo di 5-6 punti in classifica, penso che possa pesare tanto. Fabio, ovviamente la domanda sarà rituale, però l'obiettivo qual è? L'obiettivo principale, cioè andare magari in eccellenza, così come auspica un po' tutta la tifoseria gialloblu, ma voi chiaramente ci state mettendo il massimo, siete una società in questo senso matricola, ricordiamo, al campionato di promozione, però ti chiedo, ecco, qual è l'obiettivo che vi dite negli spogliatoi ogni volta che vi allenate, ogni volta che andate a fare le partite? Ma diciamo che siamo consapevoli di diciamo, stare in un girone difficilissimo. Come diceva Davide, questo girone è un po' insolito, è una mini eccellenza. Quello che ha detto Davide è un pensiero che condivido pienamente. Noi stessi non ci aspettavamo, forse neanche la società, di ritrovarsi in un girone così difficile. Ricordiamo anche comunque che questa società sta affrontando per la prima volta il campionato di promozione, quindi noi cerchiamo di stare con i piedi per terra. Nonostante questo sappiamo che indossiamo una maglia importante e che abbiamo comunque il dovere di dare il massimo per i tifosi, comunque per il blasone che è il GR Calcio. Al momento siamo lì sopra, il nostro obiettivo è quello di ragionare partita dopo partita, quindi cercare di raccogliere i 3 punti la domenica, o comunque cercare di fare punti e quanti più possibili fino alla fine del girone d'andata, e poi dal girone di ritorno in poi ricominciare quella che è la nostra marcia, sapendo che abbiamo anche degli scontri diretti in casa. Poi vediamo a fine campionato chi si trova in testa e chi dovrà giocare i playoff, perché comunque, come diceva Davide, ci sono, e come dicevo prima anch'io, anche l'Aragona è una candidata, e il Nicosia ha perso dei punti, però si può sempre reinserire, perché ricordiamo che nelle ultime 3 partite ha perso 2 partite in casa, una con noi domenica e la domenica precedente con il Belpasso, quindi diciamo quelle sono state le domeniche dove ha perso terreno, ma comunque può sempre, diciamo, reinserirsi in quella che è la vetta. E poi in questi campionati, diciamo, chi è più costante e chi sbaglia meno riesce a vincere, e vediamo un po' se noi riusciamo, diciamo, a piazzarci il più in alto possibile, ma eventualmente sappiamo che esiste anche la strada dei playoff. Prima di cambiare argomento e andare in eccellenza, crediamo che sia giusto e doveroso abbracciare Max Lucarelli, tutta la famiglia. Il Calcio Vittoria, il calcio siciliano sta, diciamo così, sentitamente porgendo le condoglianze per la gravissima perdita del fratello, appunto, di Max Lucarelli, quindi condoglianze ancora al ragazzo e a tutta la sua famiglia da parte della redazione di WeSport e di Fuorigioco. Toccando proprio l'argomento dell'eccellenza, in questo caso del girone B, Davide Cicero, è un campionato che ci dà la sensazione non stia probabilmente sbloccandosi definitivamente per quello che poteva essere e al momento non è, o meglio, è davvero il Milazzo la squadra secondo te più forte, o perlomeno punti alla mano? Il Milazzo sta dimostrando che probabilmente non bisogna avere necessariamente il coefficiente di qualità più alto, però la sensazione che ci danno è attualmente che Vittoria e Modica stiano un po' arrancando. Anche il 2-2 del Gianni Cosimo ci dà la dimostrazione che il Milazzo non è in vetta per caso, ma se la sta guadagnando. Sì, ti devo dire che è un girone B che mi sta piacendo molto quest'anno, quello dell'eccellenza siciliana, perché è combattuto sia al vertice che nella metà bassa della classifica. Tutte possono perdere punti contro chiunque. Lo ha dimostrato settimana scorsa il Palazzolo, che ha fermato per 2-2 il Modica a domicilio. Lo ha dimostrato sempre settimana scorsa il Gioiosa, che in casa nell'anticipo del sabato ha bloccato il Vittoria, che sicuramente c'è un abisso, c'è 1-0 e tanti numeri prima di differenza tra il Gioiosa e il Vittoria nel budget annuale, e quindi il fatto che una società di provincia abbia battuto una corazzata come il Vittoria è sicuramente un dato importante che riapre assolutamente il campionato. Il Milazzo non molla, ha una grande tifoseria al seguito, molto calda, alla pari di quelle di Vittoria e Modica. Non dimentichiamoci che c'è un Atletico Catania che vuole recitare il ruolo di seconda squadra nella seconda città più grande della Sicilia, e vuole farlo prepotentemente già a partire da questa stagione.
ed è anche importante secondo me ricordare che poi come hanno dimostrato tante compagini siciliane negli ultimi anni, i playoff sono una porta da non sottovalutare, e anche la Coppa Italia, vedi il Paternò lo scorso anno, è una chance sicuramente interessante, ancora di più in promozione, perché vincere la Coppa Italia di promozione ti dà direttamente l'accesso in promozione. In eccellenza la strada è sicuramente più lunga, anche in caso di ripescaggio ti dà un buon coefficiente, però diciamo è assolutamente un girone B molto interessante. Il Palazzolo, in attesa, speriamo che riesca a collegarsi con noi anche l'amico mister Peppe Matarazzo, che ha tanto lavorato. Mi piacere di averlo con noi, anche per riconoscere quello che è l'ottimo campionato che sta disputando il Palazzolo, con 6 risultati utili consecutivi, ma soprattutto questo 5-2 all'Avola. Ci auguriamo che possa accettare l'invito anche per questi 10 minuti e qualcosa in più. Fabio, intanto ci scrive Mattia Leotta, che sappiamo per certo dalla sua immagine è il Mattia Leotta classe 96 esterno che conosciamo. Ho qualche dubbio sulla sua doppietta, sembra non abbia toccato la palla in entrambe le occasioni. Simpatico. Sì, innanzitutto mi riaggancio al discorso di prima, voglio fare le condoglianze in via alla famiglia Lucarelli e mi associo alle condoglianze al cordoglio della famiglia e alla società Vittoria Calcio. Per quanto riguarda Mattia, con Mattia si è creata un'amicizia, nello spogliatoio scherziamo sempre. Purtroppo questa domenica non abbiamo le immagini che posso testimoniare, però se mi credete in parola ho fatto doppiette e ho toccato la palla in entrambi i colpi. Cancellerei il messaggio di Mattia, ma purtroppo non posso. Non si può fare. Fidatevi. Un'immagine da parte tua di questo girone B d'eccellenza, prima di svoltare anche noi argomenti e andare in Serie D, anche perché tra pochissimi istanti abbiamo anche Domenico Maggio, appunto, del Siracusa. Sì, per quanto riguarda il girone B lo seguo attentamente, soprattutto per l'amicizia e per l'affetto che ho con la famiglia Proto, con la società Atletico Catania di cui ho fatto parte. Come diceva Davide prima, è una società ambiziosa che quest'anno comunque sta iniziando a progettare più dello scorso per iniziare a fare dei campionati più importanti e per cercare di ambire a far salire appunto il nome dell'Atletico Catania, una presidenza che è storica nel calcio catanese. Il Milazzo è una squadra che sta dimostrando di stare in vetta insieme a quelle che sono le corazzate come Modica e Vittoria, che forse sono un po' diciamo in ritardo per quello che ci si aspettava, ma ripeto, secondo me è un campionato molto difficile, dove si è inserito anche l'Avola, che è ben allenata dal mio amico ex compagno Attilio Sirugo, che saluto e a cui faccio i complimenti, perché so veramente che come lavora, che ragazzo e che allenatore è, secondo me il lavoro alla fine paga sempre, nonostante sia stata considerata una squadra forse meno indicata per stare nelle posizioni diciamo alte della classifica rispetto magari all'organico che possono avere Modica e Vittoria. Sta dimostrando comunque di poter tenere testa nonostante il passo falso di domenica, e ovviamente anche l'Atletico si potrà diciamo reinserire secondo me nel tempo in questa corsa diciamo al campionato, comunque anche la corsa playoff che può essere diciamo determinante per il salto di categoria. Switchiamo e cambiamo argomento, andiamo in Serie D, ma passiamo prima dalla Goal Collection che ci fotografa quello che è stato lo scorso weekend, un weekend importantissimo che ha permesso al Siracusa di passare in vetta alla classifica. Ma vediamoci prima la nostra clip. 13ª giornata nel girone I di Serie D, sono 26 gol messi a segno, ma il più importante lo realizza alla mezz'ora della ripresa Alberto Acquadro nella sfida al vertice tra Scafatese e Siracusa. 3 punti fondamentali per gli aretosei che balzano stavolta solitari al comando del campionato. Tiene il passo la Vibonese che archivia la brutta sconfitta maturata contro la Cireale battendo a domicilio il Licata grazie al colpo di testa di Filippo Berardi. Pareggio con qualche rimpianto per la Regina avanti di 2 gol a fine primo tempo con la doppietta di Ragusa, acciuffata da un indomito Pompei che agguanta la parità con De Luca ed El Hilali. Non è più una rivelazione il Sambiase che sbanca il Gaeta di Enna per 3-0. L'incornata di Zerbo dà il via alla vittoria giallorossa, certificata nel secondo tempo dalle letali ripartenze di Ferraro e Solomon. 5 successi esterni a cui si iscrivono anche Nisse e Locri. Esordio subito vincente per Giovanni Campanella alla guida della panchina biancoscudata. Decisivo l'1-2 mortifero di Semenzin e Rotulo, a Cirale a cui non basta la rete di Domenico Marchetti.
Bene anche il Locri, che batte il Città di Sant'Agata per 3-2. Scorpacciata di gol anche nella sfida salvezza tra Ragusa e San Cataldese. I Blei che partono forte con la rete di Boniglia, raddoppio di Crisci, Verde e Amaranto che rientrano in partita con il 2-1 di Germano. Nella ripresa il Ragusa allunga con Ametai, Ospiti che accorciano le distanze con Paladini. Adesso Ragusa e San Cataldese sono appaiate a quota 13 punti in piena bagarre play-out. 2-2 e grande spettacolo tra Nuova IG Virtus e Castrum Favara, protagonisti fin qui di un campionato molto positivo. 2 volte avanti il Favara con Romero e Palma, 2 volte agguantato da Unigea che non molla, pareggiando prima con Trombino e al 92esimo con la rete del 2-2 di Currò. Non disputata per un malore occorso all'arbitro il match tra Akragas e Paternò, rinviato quindi a data da destinarsi. Si chiude la nostra 13ª Goal Collection, appuntamento a lunedì prossimo per un dicembre che ci accompagnerà alla conclusione del girone d'andata. Ed è senz'altro una 13ª giornata tutta azzurra con Domenico Maggio che lo abbiamo recuperato. Un ringraziamento Bomber soprattutto per essere qui con noi per questa parte finale. Grazie Domenico. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. E un saluto al caro mister del Palazzolo Calcio Giuseppe Matarazzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie mister anche a te. Partiamo da quelli che sono i contenuti della Serie D, Domenico, perché adesso siete in vetta alla classifica, solitari. Prima di questo weekend vi eravate, ma avevate sempre condiviso o con la Vibonese o con la Scafatese. Adesso c'è la leadership. È chiaro che però ancora se ne sono andate solamente 13 delle 34 partite, però è comunque qualcosa che vi permette di stare lassù dove volete stare. Sì, vogliamo restarci fino alla fine. Abbiamo fatto una grande vittoria domenica contro una squadra forte. Io conosco quasi tutti i giocatori della Scafatese, erano tutti giocatori forti. Cioè, siamo meritati sul campo, abbiamo fatto una grossa gara. Siamo lì dall'inizio con loro. Questo è un campionato molto difficile rispetto all'anno scorso. Ci sono 3-4 squadre che comunque penso che rimaniamo lì fino alla fine a giocarcela, perché è equilibrato sia sotto e sia sopra. Perché ti basta vedere che l'Akragas che doveva giocare domenica ha fermato la Scafatese, ha fermato la Regina. Quindi questo ti fa capire che è un campionato veramente duro e rispetto all'anno scorso è molto più difficile. Sì, che gol ha fatto però Alberto Acquadro? Perché poi le dinamiche sono fondamentali, ma quando poi hai delle castagne da 30 metri o forse anche qualcosa in più, le partite poi si vincono e hanno valenze pesanti. Un gol davvero straordinario. Alberto è un giocatore fortissimo, non lo dico io, lo scopro io. L'allenamento li fa uguale. E domenica credimi è stato un gol che per 2 o 3 secondi mi ha tolto il respiro, perché è stato, dal vivo è stato troppo bello. Ossia perché la partita era molto sentita, era uno scontro diretto. Poi comunque noi stavamo facendo bene, stavamo attaccando, loro non ci hanno mai impensierito. E Alberto ha fatto questo Eurogol perché è un gol bellissimo, dal vivo è stato emozionante. Danno ormai quasi per fatta l'esonero, l'ennesimo avvicendamento alla guida dell'Akragas con difatti Lillo Bonfatto, che per la seconda volta sarà costretto ad abdicare. Tra i nomi che si sono fatti devo dire che il collega Nunzio Currenti mi ha poc'anzi spoilerato che potrebbe essere Mario Giuffrida, quindi questo lo voglio dire perché sarebbe un avvicendamento importante per la panchina biancazzurra, che attualmente è all'ultimo posto, alle spalle anche della Cireale. Giuseppe Matarazzo, avete vissuto una domenica importante, ma è ormai una buona abitudine da 1 mese e mezzo a questa parte, un Palazzolo che ha 12 punti, ha battuto un'Avola in costante crescita, una squadra che era quarta forza del campionato, è tuttora una quarta forza, ma è un Palazzolo che vuole dire la sua, magari per lasciare i play-out quantomeno al più presto possibile. Già siete nella soglia della sicurezza attualmente, no? Di questa girone B d'eccellenza. Ma Ciccio, io ti posso dire tranquillamente che il Palazzolo dall'inizio della stagione ad oggi tutte le partite se le giocate alla grande con tutti. Poi non veniva il gol perché creiamo tanto e abbiamo raccolto poco.
domenica i ragazzi hanno fatto veramente una grandissima partita. Abbiamo vinto con una squadra che è quarta in classifica e questo dà merito ai ragazzi e alla società perché ci ha sempre creduto. Presidente Cutrufo è comunque costantemente al vostro fianco, sappiamo anche degli impegni sicuramente lavorativi, ma sappiamo anche che l'impegno della famiglia, no? È rivolto anche verso un'altra società, in questo caso il Ragusa, nel girone di Serie D, però è un impegno sensibile, possiamo dire più un patto di cuore, no? Verso i colori giallo-verdi? Allora, il presidente Graziano Cutrufo è stato sempre vicino al Palazzolo. Ha cambiato solo il modo di gestire la società, nel senso che ha puntato moltissimo sul vivaio. Infatti ad oggi abbiamo 250 iscritti con 2 squadre nei campionati regionali, quindi l'obiettivo è cambiato, invece di fare delle grandissime squadre ha cercato di valorizzare il settore giovanile e in questo ci è riuscito, quindi nonostante anni Ragusa lui non ha mai abbandonato il Palazzolo. Graziano è molto più presente e si vede già all'interno dello spogliatoio la domenica quando può è con noi e questo è grande stimolo per i ragazzi. Mister, la prossima partita è andata al Marco Salmeri, Milazzo-Palazzolo, sarà un'altra partita tosta, una partita contro la capolista, una squadra in salute che ha fatto un punto a vittoria, che ne ha fatti 3 in casa contro il Modica, però questo Palazzolo se la giocherà, io lo vedo, dal tuo piglio, dalla tua intensità, dal tuo sguardo fiero. Sì, no, ma io sono fiero dei ragazzi, ma dalla prima giornata, vedi, perché anche nella Coppa Italia noi ce la siamo giocata col Modica alla grande, siamo andati a giocare a vittoria, abbiamo perso al 96esimo 2-1, quindi domenica con l'Aula ce la siamo giocata allo stesso modo, con la Nepos uguale. Io la cosa che più mi dà fastidio è che quando il Palazzolo fa risultato è perché gli altri o sono stanchi o era la peggiore partita della domenica o mettiamo, come dice il mister Ferrara, l'auto davanti la porta, ma non è vero perché noi a Modica eravamo 2 volte in vantaggio e hanno raggiunto loro il pareggio. Quindi alcune dichiarazioni mi fanno male, però pazienza, quello che contano sono i fatti. Il Palazzolo è una squadra viva e se la andrà a giocare con tutte le squadre allo stesso modo. Conosciamo il furore Davide Cicero del mister, ma sappiamo anche che il mister è un grande uomo di campo, è un Palazzolo che continua il suo grande lavoro anche nel formare ragazzi e, come ha detto Davide, soprattutto, come ha detto il mister, aggiungo soprattutto ragazzi che possono crescere anche nel settore giallo-verde. Da sempre, diciamo, il Palazzolo ha posto al primo posto l'interesse per il settore giovanile, lo stesso Peppe segue da vicino l'allenamento e la crescita dei ragazzi. Sono arrivate tante belle soddisfazioni anche negli ultimi anni. La scorsa stagione sono stati convocati anche dei ragazzi in rappresentativa nazionale LND. Sicuramente Palazzolo, nonostante le difficoltà del bacino d'utenza, che sicuramente non è lo stesso di piazze come Siracusa, come Ragusa, limitrofe, riesce ad ottenere degli ottimi risultati. Lo fa con duro lavoro, lo fa grazie anche agli sforzi della proprietà Cutrufo, lo fa perché ha uno staff importante, perché fortunatamente ha avuto sempre uno Scrofani Salustro a piena disposizione, con la possibilità appunto di organizzare al meglio gli orari del proprio settore giovanile, della propria scuola calcio. Dico, una società che è riuscita anche a partecipare 2 anni consecutivi in un nostro torneo a Malta. Non è da tutti, anzi è l'unica società che è riuscita a fare una cosa del genere e fare una trasferta, organizzare una trasferta con dei bambini di 10-12 anni all'estero, perché pur sempre all'estero si tratta, tanta roba e complimenti, perché veramente il lavoro che fate lo vediamo tutti i giorni e adesso sono felice che state puntando decisamente forte sui giovani anche per la prima squadra. Grazie Davide, ma come ti ho detto già prima, domenica ha segnato un 2007 Andrea Petrolito, che tu conosci perché è cresciuto nei vostri tornei, è un ragazzo che già 3 anni fa aveva debuttato in eccellenza quando era ancora giovanissimo e già sempre vecchio della categoria. Anche oggi in rappresentativa lui e Ziccone,
Cucè nell'Under 17, voglio dire, abbiamo ragazzi che vengono anche da Caltagirone con dei sacrifici enormi, più tutti quelli della provincia, e noi siamo fieri di questo, in primis il presidente. Domenico Maggio, al Siracusa non si chiede solo di vincere, si chiede possibilmente anche di convincere o anche stravincere. Questa è la legge purtroppo dei più forti o di quelli che sulla carta sono i favoriti. Voi come la sentite questa pressione? Considerato anche che il vostro campionato è dovuto anche iniziare con 3 punti di handicap per la sconfitta in attesa contro un San Biase che poi abbiamo visto non era tanto una sorpresa, perché insomma è attualmente al 5º posto. Sì, è stata la prima partita, noi c'è stato un cambiamento di 25 giocatori, siamo rimasti solo in 3, quindi è stato un po', sai, quelle prime partite un po' di rotaggio. Sicuramente noi siamo una squadra costruita per stare lì sopra, è inutile dirlo, lo si sa. I tifosi del Siracusa sono un qualcosa di eccezionale, però giustamente vogliono che noi stiamo là sopra e ci restiamo, perché loro hanno un sogno come ce l'abbiamo anche noi, è quella della Serie C. Non ci nascondiamo, sicuramente siamo qui chiamati per fare un grande campionato, sicuramente la pressione c'è, ma chi fa questo lavoro, qui ci sono addetti ai lavori come il mister, come altri giocatori, che siamo sempre sotto esame. Ogni domenica si scende in campo per un esame, ci prepariamo bene tutta la settimana per fare questo esame la domenica, quindi la viviamo serenamente e la domenica scendiamo per dare il massimo. Domenico, avresti dichiarato tempo addietro che il Trapani ti voleva, evidentemente per un campionato ai vertici lo scorso anno. Interesse a parte, il Trapani dello scorso con questo Siracusa sono 2 squadre equivalenti. Secondo te nel percorso il Siracusa può fare il Trapani della scorsa stagione? Ma posso dirti la mia, io penso che rispetto all'anno scorso c'erano le calabresi, non me ne voglio in Calabria, che erano ormai squadre che già erano segnate, quindi già dall'inizio, dopo 2 mesi già si parlava di recessione, la Mezza si era ritirata, quindi anche le squadre a metà classifica è come se fossero un po' rilassate, mentre quest'anno non è così. Quest'anno è battaglia su ogni campo, mentre andavi a Castrovillere, andavi a Gioiese e vincevi 0-5 con una tranquillità, dai, parliamoci chiaro, no? E mentre quest'anno non vedo questo, né da parte nostra, né da parte della Scafatese, né della Regina. Sì, ci sono delle vittorie, diciamo 2-0, 3-0, però comunque sono partite sudate, sbloccate nel secondo tempo. Secondo me il Trapani dell'anno scorso rispetto a noi è stato un po' più con noi. L'anno scorso abbiamo fatto 2 sconfitte, penso che in una stagione ci sono, cioè, ci possono stare, e loro che hanno fatto qualcosa di incredibile. Noi abbiamo fatto 84 punti e non vincere, penso che non abbiamo niente da recriminarci, quindi penso che quest'anno dobbiamo solo pensare a un nuovo Siracusa, accantonare quello dell'anno scorso, perché è cambiato, ci sono 25 giocatori nuovi, il mister è nuovo con altre idee. Per ora sono queste 13 partite che abbiamo fatte al massimo, abbiamo perso qualche punto fuori casa sicuramente, però siamo lì, siamo primi e vogliamo restarci. 8 i gol messi a segno da te, Domenico, sei attualmente capocannoniere di questo campionato. Ti chiedo se è veramente il girone I di Serie D e dei tanti gironi quello probabilmente più complicato, un po' come il girone C di Serie C, cioè che i gironi meridionali hanno sempre qualcosa in più. Sì, io l'ho fatto tutti e 3, ho fatto l'H, l'I e il G. Penso che l'H è sempre stato quello che con un tasso tecnico un po' più superiore all'I, anche se quest'anno penso che secondo me questo qua non me ne voglio nessuno, ma negli ultimi 6-7 anni questo è l'anno più difficile, secondo me. Come l'ho fatto negli ultimi 5 anni, ho fatto 5 anni consecutivo, quindi mentre il girone G è quello un po' più dove trovi squadre un po' più tranquille, tifoserie più tranquille, fai sui campi, non trovi la guerra che c'è nel girone I e nel girone H. Quindi penso che quest'anno il girone H è veramente duro come il girone C di Serie C. No, a quei livelli, cioè in proporzione. Chiaro. Mister Matarazzo, il verbo comune per tanti anni è stato Siracusa, no? Possiamo dirlo, non è un mistero. Palazzolo, Siracusa, legate da un filo sottilissimo, oltre che dalla provincia, oltre che da una stradale, ma anche da una passione, da un amore, da un'amicizia che credo resti comunque
sempre intensa. Ecco, il tuo rapporto, se lo possiamo dire, anche il tuo sostegno o il tuo pensiero su questa stagione da parte degli azzurri. Allora, io sono stato sempre un tifoso del Siracusa perché sono cresciuto nel Siracusa e con il Siracusa ho visto anche le porte del professionismo, quindi per me sono dei colori che ho nel cuore. È normale poi con la vicinanza del presidente Cutrufo che ha portato il Siracusa l'ultima volta in Serie C, siamo stati sempre, diciamo, gemellati, nel senso che noi abbiamo fatto sempre il tifo per loro. Quindi se Siracusa, una piazza come Siracusa va in Serie C, per noi può essere soltanto un motivo di orgoglio e essere anche da società satellite, nel senso che i nostri giovani possono essere attenzionati anche da una società che vuole fare professionismo. Fabio, l'ultima battuta anche su questo campionato, anche perché abbiamo molte siciliane, auspicandoci di non perderne nemmeno una, anche se sarà molto complicato, perché attualmente tanto Akragas quanto Acireale sono molto deficitarie, no, nella classifica. Sì, diciamo che questo girone è composto forse da più della metà di squadre siciliane. Ovviamente l'augurio è quello che possa essere alla fine il Siracusa a spuntarla per il salto di categoria. Farebbe, diciamo, onore per la nostra regione, quindi dare la possibilità di avere una squadra in più tra i professionisti, e speriamo anche che si possano salvare quante più squadre possibili. Non so se tra le siciliane, non so se sarà possibile, perché sono veramente tante quelle invischiate nella lotta salvezza, però diciamo che l'augurio è quello. Società come Cireale, anche l'Akragas stessa, che sta passando un periodo, diciamo, difficile, delicata, il città di Sant'Agata, il direttore amico Santorusso, il Ragusa, diciamo che è una dura lotta nelle parti basse della classifica. Speriamo che possano salvarsi appunto quante più squadre siciliane possibili. Davide, ma Akragas Paternò quando si recupera? Quando, dico, dalle notizie che abbiamo, certamente l'arbitro ha avuto un incidente stradale nel tragitto tra l'aeroporto di Catania, l'albergo dove aveva soggiornato e la strada per raggiungere l'Esseneto. Non aggiungo altro, ma non aggiungo altro sulla giornata precedente, sul sabato pomeriggio e sera. Sai che sono ex arbitro, le voci corrono tra noi colleghi e quindi va bene così. Ci sarà questo fine settimana invece Siracusa-Akragas, una partita che ricordo di aver visto nei belli in rimonta 0-2 fine primo tempo e poi 4 gol con la doppietta di Catania, con Gaetano Cutrufo presidente di quel Siracusa. Io mi auguro che possa tornare presto la Sicilia ad avere tante compagini in Serie C. Siracusa sicuramente è una grande opportunità quest'anno, auguro a Bomber Maggio di riuscirci, presidente Ricci, ho avuto modo più volte di conoscerlo, bravissima persona, tutto lo staff che attorno a lui, da Guglielmino, anche Cristiano Romano con la cura del settore giovanile, Davide Mignemi, ci sono tanti amici, tante bravissime persone nello staff e nella squadra. L'unica cosa che non auguro, non me ne voglia grande Mimo Maggio, è che non segni fra 2 domeniche a Paternò contro la mia Paternò. Avrete una grande opportunità, perché da 7 partite consecutive che vedo il Paternò e vince, delle 7 partite che ho visto io, l'ultima contro la Cireale, una striscia che va avanti dalla Coppa Italia vinta a Firenze contro la Solbiatese, la Coppa Italia siciliana a Barcellona Pozzolgotto contro il Castelbuono, 7 vittorie consecutive. Non ci sarò per Paternò Siracusa perché per l'Immacolata insieme a Francesco siamo a gestire gli eventi, quindi purtroppo avrete questa bravissimo. Ma tranquillo che Mimmo non si curerà di questa assenza, non si curerà assolutamente. Sicuramente. Io ragazzi forza Siracusa. Abbiamo sforato, ma siete stati grandiosi. Ricordiamo come ci suggerisce la regia anche gli accoppiamenti di una Coppa Italia che Davide ha detto anche molto importante, sono appunto Sciacca San Vito Lo Capo e Vittoria Avola, le semifinali si giocheranno il 4 e il 18 dicembre, quindi sarà un dicembre senz'altro molto intenso. Ringrazio mister Matarazzo, grazie per essere intervenuto a Fuori Gioco. Grazie a voi, buona serata, ciao Davide. Grazie a Fabio Mongelli, grazie Fabio. Buonasera a tutti, grazie a voi.
per questo proseguo. Davide Cicero, è stata davvero una grande cavalcata per 1 ora e 14 minuti. Appuntamento a martedì prossimo. Grazie Davide. E ovviamente grazie Bomber di essere intervenuto soprattutto in questi minuti finali di fuorigioco, e in bocca al lupo per il Grazie Siracusa. mille, ti abbracci, ci vediamo alla prossima. Ciao. Complimenti ancora. E allora da Francesco Casicci un caro saluto a amici di WeSport e di Fuorigioco, un ringraziamento alla regia puntuale di Antonio Caroè. Noi ci vediamo martedì prossimo per una nuova diretta, sarà la 9ª di Fuorigioco, quando a parlare non è solo il campo. Buonanotte a tutti.